Cari amici di portogruaro.veneto.it, torniamo ad occuparci, a distanza di alcuni giorni, delle due fontane poste dinanzi alla palestra comunale Pier Giovanni Mecchia. Attraverso un precedente video avevamo documentato una situazione di degrado segnalata da numerosi portoguaresi attraverso il social network Facebook. L'acqua contenuta in una delle due vasche era ricoperta da un fitto strato di alghe di color marrone chiaro. Un pessimo spettacolo per chi ci passava accanto. Inoltre avevamo evidenziato una considerevole quantità di muschio formatisi attorno alla statua, dalla quale fuoriusciva a malapena un filo d'acqua. Le numerose lamentele, documentate anche dal video postato su YouTube, sono giunte all'orecchio del signor sindaco Antonio Bertoncello che, nel giro di un paio di giorni, ha fatto ripulire le due vasche, ordinando anche che l'acqua erogata avesse più vigore. Mettiamo ora a confronto le due situazioni, prima e dopo l'intervento di manutenzione, per farvi maggiormente percepire la differenza. Il comune di Portogruaro ha precisato, in un post apparso su Facebook, che le fontane godono di un servizio periodico di pulizia e verifica. Per quelle indicate, l'operazione viene eseguita con maggior riguardo, onde salvaguardare i pesciolini rossi, che ormai sono stati adottati dalla città. Noi abbiamo accertato che solo una delle fontane della palestra Mecchia, quella più curata, contiene fauna acquatica. In quest'ultimo caso è comprensibile che la pulizia avvenga con le dovute cautele, ma nell'altro caso non comprendiamo perché non si possa fare una pulizia più approfondita, vista che non si danneggiano né pesci né flora acquatica. Il sindaco ha poi tenuto a precisare, attraverso Facebook, che le fontane vengono pulite ogni anno a maggio, non a seguito di sollecitazioni ma di una normale programmazione. La crescita dei muschi è un dato di fatto naturale che, secondo il sindaco, si accentua durante il periodo primaverile ed estivo e che può essere controllato solo saltuariamente. Da tantissimo tempo viene fatto appunto a maggio. Perché non viene fatto più spesso? Si chiede il sindaco Bertoncello. Perché la situazione è cambiata, il numero degli operai è diminuito, non c'è possibilità di assumere. In un periodo come questo, di ristrettezze e di continue limitazioni nelle spese, gli enti locali svolgono sempre più direttamente attività, con sempre meno personale e con sempre meno risorse. Ovvio che occorre fare delle scelte. Le parole del sindaco non hanno però convinto tutti, in particolare una militante di un partito di centrodestra, schierato da sempre all'opposizione a Portogruaro, non è rimasta soddisfatta delle risposte del sindaco ed ha invocato un rapido e sostanziale cambio di chi è da anni alla guida della nostra città. Sembrava comunque che le polemiche si fossero assopite dopo la pulizia delle vasche ed invece sono destinate a rinvigorirsi perché stamani, giovedì 1 maggio, in entrambe le due fontane ha fatto comparsa uno strato di alghe. Probabilmente l'innalzamento delle temperature e la bella giornata di sole hanno trasformato l'acqua delle due vasche in un brodo di coltura di alghe, temibili per la vita dei pesci. Ci viene il sospetto che manchi un efficiente sistema di riciclo dell'acqua. Per ovviare a questa mancanza si dovrebbe prevedere una più assidua opera di manutenzione. Dalle parole del sindaco tale ipotesi pare però poco realistica. Che fare allora? Forse si dovrebbe chiamare Vanna Marchi. Lei era interessata a vendere prodotti a base di alghe.